In qualità di presidente del premio Trinachia, sono felice di premiare le autrici e gli autori che sono stati selezionati nella nostra sezione Racconti autobiografici. Insieme ai giurati qui presenti, la signora Nina Di Nuzzo Michalizzi e Sonia Gherbi, autrici autobiografe, le cui opere hanno ricevuto il nostro premio nelle precedenti edizioni, e anche grazie alla partecipazione di Susanna Basile al nostro comitato d'onore in qualità di media partner con la testata online Sicilia Report che le rappresenta. E in questa sezione la giuria nella quinta edizione di Trinachia ha selezionato le seguenti opere: Il profumo di limone di Federica Falzone, Don Giovannino di Giuseppe Arabito. Devo confessarvi che la nostra gioia nel condividere questo incontro insieme a voi con le opere premiate e i loro autori è purtroppo offuscata da questa notizia che abbiamo avuto solo pochi giorni fa del decesso del nostro autore Giuseppe Arabito, che è deceduto a causa del Covid-19. Noi siamo onorati di poterlo omaggiare insieme alla sua famiglia qui presente, la moglie e i figli di Giuseppe Arabito, la signora Ermelinda, Emanuele e Andrea Arabito, e la sorella Emanuela Arabito. Io ho avuto diversi contatti telefonici con il signor Giuseppe Arabito, sia per posta elettronica che anche telefonicamente, come dicevo, prima nel corso della sua iscrizione al nostro premio. Avevamo anche chiacchierato insieme sulle modalità di partecipazione al premio e mi aveva raccontato in parte la sua passione per la scrittura e per il raccontare le storie di vita della sua famiglia. Io, quando la giuria si è espressa inspiegabilmente, non riuscivo a contattarlo, non capivo quale fosse il motivo. Poi finalmente sono riuscito a parlare con il figlio per telefono e ho avuto questa terribile notizia della sua morte. Voglio ricordare che il nostro premiato Giuseppe Arabito è da noi, anche se non lo conoscevamo, è in parte conosciuto. Il nostro giurato Giovanni Rabbito, che ha seguito le altre sezioni del nostro premio, quali quelle della la sezione delle autobiografie, non aveva ancora letto il suo testo che aveva presentato al nostro premio, e poi ho scoperto che lo conosceva, si conoscevano, sono entrambe le famiglie originarie di Chiaramonte Gulfi. Il nonno di Giuseppe Arabito, Peppino Arabito, era, così mi ha raccontato poi anche Giovanni Arabito, era soprannominato il barbiere dei nobili, e insieme al padre di Giovanni Rabbito nel corso del primo conflitto mondiale avevano svolto insieme il loro servizio militare. E Giovanni Rabbito mi ha raccontato come si divertiva il nostro autore a tracciare la genealogia della famiglia Rabbito a partire da un certo Celestino Rabbito, cuoco del barone di Fontanazza nel Settecento. E come Giovanni Rabbito lui stesso racconta, tutte queste sono storie loro e nostre. Un altro mondo, altre epoche, ma sicuramente delle storie che ci riguardano ancora oggi. Io, insieme ai giurati, noi facciamo le nostre condoglianze alla famiglia Arabito e siamo lieti e felici che loro possano essere qui insieme a noi per omaggiare il racconto autobiografico che lui aveva presentato al nostro premio. Quindi grazie per essere presenti qui stasera. Allora, direi che possiamo anche iniziare con la signora Federica Falzone, che è l'autrice dell'opera Il profumo di limone.
Salve, salve a tutti. Buonasera, piacere e rinnovo le mie condoglianze all'intera famiglia. Salve a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, io mi presento. Io sono Federica Falzone e il mio mi sono presentata per la sezione racconto autobiografico. Il titolo è Il profumo di limone. Ho scelto di portare questo pezzo che avevo scritto dopo la mia esperienza fuori, in un paese del nord Italia, dove mi sono trasferita in cerca di lavoro, come la maggior parte dei giovani d'oggi, e che rimanda un po' a delle vicende passate, diciamo, non è una storia che si ripete. Mi sono resa conto nella mia esperienza di scrittura che appunto l'esperienza al nord mi ha fatto sentire ancora di più il mare dentro, la Sicilia dentro. Quindi nella mia scrittura rispecchiava questo desiderio della mia terra, o comunque di quelli che erano i dettagli che mi portavo ogni giorno, anche se lontano da casa. Quindi come il profumo di limone, il profumo della ricotta, dei cannoli o i colori, il mare, i miei sogni frequenti dove mi trovo proprio sulla spiaggia, sono tutti indicatori di quello che è poi la terra, l'amore che ci lascia e che risiede proprio dentro di noi. E vi assicuro che non me ne ero mai resa così tanto conto fino a quando poi non mi sono ritrovata lontano. Forse purtroppo per apprezzarla in pieno si deve stare un po' distanti. Vi leggo il brano che è stato, insomma, per farvi un po' cogliere l'essenza di questo racconto. Mi date, posso? Prego, Vado? prego. Allora, appoggiavo la tazza sul tavolinetto in legno posto dinanzi a me. Il fumo e gli effluvi protendevano sino al soffitto e mi raggiungeva delicato il profumo di limone, come se tutta la bellezza fosse racchiusa in quel frangente dei sensi. Sospiravo e affermavo come vorrei vedere il mare. Da quando abitavamo in questo paese del nord Italia, avevamo capito che il suono delle onde ci abita dentro e che alcuni dettagli architettonici delle dominazioni arabe e normanne sono le linee che si ripresentano nei sogni. Ci eravamo trasferiti come immigrati del Novecento, ma con bagagli più leggeri e confortevoli, dalle tinte accese. Da quando vivevamo lontani dal caldo Mediterraneo, ci sentivamo così vicini ad ogni uomo, ad ogni donna che si era allontanato dalla sua isola. Mi sentii accarezzato dalle parole di autori che conoscevano bene quel profumo di limone e mi rifugiai spesso nelle descrizioni delle vite di Verga e delle introspettive, ironiche e profonde narrazioni di Pirandello, nelle riflessioni di Sciascia, nelle note aspre di Rosa Balistreri. Mi ritrovai a pensare a quando da bambina lentamente salì gradino per gradino nella casa di Pirandello e quando da adulta ascoltavo affascinata la voce cheta del maestro Camilleri, come fosse una melodiosa ninna nanna. Arrivò il 17 luglio e intorno a me nessuno stava vivendo quel vuoto dentro. Quel giorno mi affrettai ad acquistare oradini di tè, lettera a Matilde. Proprio quel giorno mi recai in libreria come se fosse un santuario, come se facessi visita alla sua dimora e portai in casa le sue parole sentendomi con i dovuti riguardi in minima parte anche io una sua nipote, legata a lui dall'amore per l'isola delle tre ninfe che seminarono bellezza, legata a lui dalla curiosa voglia di trattenere tra le righe la trinatria dall'inchiostro delle nostre penne. Lessi quel libro e lo lesse Stefano e ci sentimmo così profondamente legati al lutto che ci apparteneva. Era morto il caro Camilleri e il dolore fu doppio fra le foglie di limone. La lontananza avvicina il sentimento vivo, autentico, sottile, e mai avevamo pensato di sentire il mare così dentro, di sentirci come Bufalino ci definì di solitudine in un nuovo mondo. Il maestro, come custode della Sicilia, ci insegnò che il profumo dei limoni si annida dentro e ovunque ci raggiungono alcune onde, si infrangono lasciando quell'odore di salsedine e di brezza dirompente. E amavo sentire la sua voce tremula, meravigliarmi per la scelta di alcune parole, il modo in cui le accostava, sentirmi vicina a lui nel momento in cui narrava di essersi trovato in quel paese dell'entroterra e di aver scoperto casualmente, magicamente, quella biblioteca comunale che lo accolse tra le pagine del tepore.
Anch'io amavo rifugiarmi tra gli scaffali e gli occhi impegnati, persi tra le parole e le storie, tra gli scaffali di questa nuova terra, lì dove tutti siamo isole tra barche di carta. È proprio quell'evento poi che ha riacceso ancora di più questa sensazione di Sicilia, di solitudine. È stata proprio la morte del maestro Calvilleri, un lutto che in quell'istante ho sentito così vicino, poi mi voltavo intorno e vedevo che magari le persone del luogo non lo sentivano così vicino come lo stavo sperimentando io, come se fosse effettivamente mio nonno, come se fosse mio padre e quindi proprio un membro della mia famiglia, sia per il legame alla scrittura sia per il legame alla terra. Per questo evento mi ha colpito così tanto da farmi percepire quella giornata come una giornata indimenticabile, degna anche di essere ricordata attraverso le parole. Bene, grazie A a Federica Falzone. Io a seguire do la parola a Sonia Gherbi, che è la nostra giurata della sezione Racconti autobiografici. Buonasera a tutti, grazie di aver reso possibile questa cerimonia anche se un po' particolare. Ringrazio soprattutto la famiglia di Aranto, perché essendo quando una persona scrive un testo autobiografico, tra le righe si trova sempre l'anima della famiglia, e quindi io ringrazio la famiglia che oggi è presente. E per quanto riguarda, voglio dire, ecco, qualcosa per quanto riguarda il profumo di limone, il testo di Falzone. Intanto è un testo che per chi vive in questa terra di Sicilia è facile proprio da sentire, un po' da sentire, ecco. La cosa che mi è più piaciuta è questa dimensione del migrante, una dimensione del migrante che non cambia mai, nonostante i cambiamenti storici, nonostante le fasi storiche. E la cosa che mi ha divertito molto è stata questa immagine del migrante con un bagaglio dai colori accesi, che non è più appunto il migrante con la valigia di cartone. Però oltre a descrivere, ecco, la situazione di migrante, la cosa che più mi tocca, e penso tocca a tutti quelli che viviamo in un'isola, è proprio il concetto di isolanità. Come spesso quando appunto, come diceva l'autrice, ci si allontana dalla propria terra, prima si sente un forte dolore, poi il dolore diventa nostalgia, e la nostalgia ti porta comunque a cercare di accumulare tutto ciò che è più familiare, confortevole. Allora si cercano i testi dove ci sono le citazioni che riguardano la propria terra, si segue appunto Montalbano, questo a prescindere ovviamente da dove si sta. E alla fine quello che resta dentro di noi, quindi è come se noi diventiamo i custodi della ricchezza di una terra, no? Dell'anima. Infatti mi piace molto, anche se non c'è nella parte del testo citata, mi piace appunto quando dice: ripercorremmo i luoghi dell'anima e fu certo a quel punto che l'isola ci abita dentro, il mare ci dimora nel cuore, risiede in ogni tassello della nostra essenza. Quindi io ringrazio l'autrice perché è vero che ogni singolo profumo, un pezzo di architettura o un volto ci riporta proprio ai luoghi dell'anima, e quindi grazie. Ringrazio io Sonia Gherbi perché è attraverso anche la comprensione e quello che arriva dalle mie parole all'altro che capisco che effettivamente quelle sensazioni, il profumo è automatico. Sì, lo sto facendo rivivere. Lo sto facendo rivivere anche a chi lo legge. Grazie Sonia, davvero. No, dico già, quando ho letto la prima volta il titolo,
da un lato dico speriamo che non sia qualcosa di retorico, speriamo che però poi alla fine ci si ritrova immersi nel profumo di Zaga, si ha il sapore della granite brioche, insomma, questo è, però veramente solo chi veramente è isolano riesce a capire questa condizione che non è assolutamente di chiusura, perché uno pensa che vivendo in un'isola magari appunto si cerca di vivere l'isola però come una fortezza, invece è proprio nel contatto con ciò che è diverso, col nuovo mondo, ti cito di nuovo, che ritrovi poi la tua anima, no? Quindi grazie. Grazie a voi. Tra l'altro aggiungo che quando mi sono trasferita mi avevano detto magari prenderai ispirazione da nuovi paesaggi. Io i nuovi paesaggi li guardo, li apprezzo, ci sono dentro, però da quando sono fuori ancora di più scrivo della mia terra e questa è la cosa che mi ha sorpreso ancora di più, ma è così, è il dolore così. che diventa nostalgia. Che a volte anche l'accento si ritrova, perché io conosco persone appunto che magari con un'ottima dizione eccetera, poi quando tornano nuovamente dopo essere state lontani proprio ritrovano anche linguisticamente le proprie radici. Quindi grazie. Grazie Sonia, grazie. Grazie a Sonia Gerbi e invito Nina Di Nuzzo Michalizzi a condividere con noi il suo pensiero su questa opera. Infatti io avevo preso l'appunto, ho notato il rimpianto, la capacità della narrativa, della memoria, l'espressività del contenuto. Molto brava veramente. Io che sono siciliana la penso precisamente come te. Ti posso dare il tuo, vero? Assolutamente. Negli ultimi 23 anni, facendo parte della Banca del Tempo e andando in giro per convegni, quando mancavo 2 o 3 giorni e tornavo a casa, ecco, me ne accorgevo che mi mancava il mare, mi mancava il colore del mare, la visione del mare, mi manca, ovunque io vado mi manca il mare e quindi ti capisco benissimo. E anche il dialetto nostro, il dialetto io mi impongo di parlare in italiano o di scrivere in italiano, ma io o parlo o scrivo, il dialetto glielo ficco dentro sempre. Sono innamorata del nostro dialetto, perché alcune cose rendono di più. Se tu vuoi tradurre un proverbio in dialetto, lo vuoi tradurre in italiano, perde tutto il bello, veramente. Perché anche è la lingua dell'intimità. Ho tanti amici in giro per l'Italia, quando mi colgono che io scrivo qualcosa o dico qualcosa, subito lo vogliono spiegato. Una mia amica di Adro, provincia di Brescia, leggendo il mio libro Aspro limone e soave gelsomini, mi telefona e mi dice cosa significa o vento ci vuole ma non per studiare a cannila. Voi lo capite, no? Non lo conoscete questo proverbio? Un vento ci vuole. Cioè il tempo piace quando è lieve, quando è forte no. Perciò non per studiare a cammina e quindi studiare ci viene un verbo difficile da capire. Un'altra cosa che mi chiedeva, che significa frivisce e vadaiatta? Frivisce e vadaiatta. Noi lo capiamo, penso, no? Quelli che siamo in diretta qua. Perché mentre tu friggi pesce, se non stai attento, il gatto te li frega. Quindi deve avere un occhio alla padella, un occhio al gatto. E io era una metafora perché parlavo dei miei figli che mentre facevo il mio lavoro di sarta seguivo quello che facevano loro. Frivisce e vadaiatta, non mi dovevano fregare loro. Ecco, quindi ti capisco benissimo e infatti ho dato il mio voto pure a favore del racconto che ho letto, molto bello. Grazie Nina Di Nuzzo Michalizzi. Grazie Nina. Susanna Basile, prego. Allora, così come ho detto l'altra volta, sì, sono giornalista di Sicilia Report, quindi sono molto contenta di avervi qui, Sonia, ciao. Ciao! Abbiamo pubblicato delle cose bellissime di Sonia, però come ho fatto l'altra volta per i diari di viaggio, mi piacerebbe appunto parlare di qualcosa di più psicologico, perché sono psicologa. E pur leggendo così magari il testo per la prima volta,
mi piacerebbe farti una domanda. Innanzitutto, dov'è che ti sei trasferita? Questo nord di cui stiamo parlando, dove si trova? Mi sono trasferita a Piacenza proprio per fare la psicologa, a proposito. Quindi proprio... Vabbè, però Piacenza tutto sommato è sempre l'Emilia Romagna, non sarà la nostra Sicilia, però è una bella zona quella alla fine, no? Io la conosco bene perché mia madre è romagnola. Ci sono dei buoni piatti e tanto verde, quindi alla fine sì, ma non mi poteva andare peggio, mettiamola così. Certo, ti poteva andare, che so, qualche paese più... Però diciamo che quello che noto normalmente in tutti i tipi di racconti che hanno a che fare con la nostalgia, con i limoni, no? Se vogliamo andare a Goethe, cioè che è proprio il primo che ci ha parlato dei limoni del Settecento. Allora a questo punto ti faccio una domanda da collega a collega, giusto? Non è che la nostalgia a volte ci mette nella condizione, così faccio un po' diverso, no, rispetto a loro che sono state, che ci mette un po' un freno, no, da questo punto di vista. Cioè non è il caso che ti mette nella condizione di non scoprire cose diverse perché ti porti sempre dietro questo bagaglio di memoria. Come l'hai affrontato tu da questo punto di vista? Allora, io penso che all'inizio è inevitabile, un po' sì, ma soprattutto nella prima fase, quella della partenza, perché poi l'istinto quasi vitale di dover andare per affermare quello che poi sono stati gli studi fatti con sacrificio, con passione, è veramente un istinto che devo dire che si è fermato per un bel po', perché quella prima di diventare nostalgia è stato dolore, come dicevo prima, e quindi mi ha fermato un po'. Arrivata qui, in una prima fase, è vero, mi avevo un po' bloccato, quindi questa nostalgia era diventata un po' difficile, perché la prima cosa da fare è un po' questa repulsione, porta un po' una repulsione per tutto. Però si riesce anche a scoprire, mi viene l'esempio che citavo poco fa anche dei piatti, dice l'Emilia Romagna è una bella terra, sì, prendiamo i piatti, per esempio, mi è piaciuto molto scoprire per esempio la cucina del luogo, senza dimenticare poi che quel sapore però finale del cannolo con la ricotta lo desideravo, cioè quello è un desiderio che rimane. Puoi fare i tortellini con le melanzane fritte e la ricotta salata. Mi ucciderebbero per una cosa del genere, però potrebbero uccidermi per questo, però nella mia testa potrei anche farlo. Quindi in questo senso penso che l'operazione che stai facendo è interessante, anche molto giornalistica. È veramente un miscuglio che si crea. Cioè, per dire, ritornando alle parole di Nina, che diceva degli accenti, mi piace passeggiare e sentire che magari nella panchina c'è qualcuno che in dialetto dice qualcosa al compagno accanto, e quindi la dico, mi sento vicina a qualcuno che ha la mia stessa situazione, magari scambio due parole. Però è anche vero che mi rendo conto di alcune falle che abbiamo noi, di quello che per esempio potrebbe lanciare al 100% la Sicilia e farla splendere dei suoi tesori, e che invece poi non va così, purtroppo. Cioè questo sì, purtroppo uno sguardo anche diverso me lo dà, di capire quanti tesori abbiamo e di quanto in realtà potrebbe essere tutto diverso. Grazie. Adesso io vorrei invitarvi ad ascoltare attraverso le parole di Giovanni Rabbito la lettura del testo, una selezione dell'opera del nostro autore Giuseppe Arabbito. Racconto breve del mio amico e compaesano Giuseppe Arabbito, morto di coronavirus. Le ruote corrono, perfettamente appaiate, nere, poi numeri bianchi, procedono parallele, ipnotiche. Mi affascina guardarle girare. Mi metto sull'attenti davanti alla colonnina della normale e le scruto. Ruotano silenziose, mostrando litri e lire. Un forte odore di benzina si diffonde intorno. A un sapiente comando del Don, le ruote rallentano e si fermano esattamente su di un numero. Quella di destra indica la cifra da pagare. È sempre un multiplo di quella dei litri a sinistra. 10 litri, 1000 lire, oppure 22.000 se l'automobilista è ricco.
Il Don apre un borsello nero che tiene alla cintura e incassa i soldi. L'auto riparte. Giovanni Cutrone è il benzinaio e io il bambino che lo osserva. Per me lui è semplicemente Don Giovannino. Negli anni 60 l'unico distributore Shell a Chiaramonte e Gulfi, paese dei miei nonni, si trovava in Corso Umberto. Ce n'era anche un altro, scendendo verso la villa. Era l'Agip di Don Matteo, ma noi non ci andavamo, troppo lontano. Io e mio cugino Pippo abitavamo ai lati opposti del corso. Tutte le estati arrivavo a casa del nonno coi miei per trascorrere 2 o 3 settimane. Pippo abitava di rimpetto. Non appena giungevo, lui correva subito a incontrarmi. Mi voleva bene. Giocavamo sempre sullo stesso lato del marciapiede. Ad esempio con la sua automobile a pedali rossa fiammante. Andavamo a turno. Molti giri lui, uno solo io. Ma non faceva niente. Lui era più piccolo e gli voleva bene. Sul marciapiede c'erano nell'ordine il salone centrale del nonno, l'ascelle e lo spaccio dei fratelli Scollo. Ci era proibito oltrepassare quest'ultimo. Più in là veniva Usciatone, lo stradone, via Santa Caterina. Era severamente proibito scendere in piazza. Per attraversare il corso era necessario farci accompagnare. Non è che si potesse andare in 448 sulla sponda opposta da Don Vito Calabrese, calzolaio. Andava chiesto l'aiuto di un grande. Gli stratuno erano pericolosissimi. Ci ammonivano nonni e genitori. Potevamo finire sotto una macchina. Vorrei fare intervenire la famiglia Arrabito, quindi la signora Ermelinda e i figli Emanuele e Andrea. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, io sono il figlio di Giuseppe, sono Andrea, e mio padre, come è stato detto, è deceduto circa un mese fa per questo virus che ha sconvolto la nostra vita e quella di tante altre persone. Papà aveva passato gli ultimi anni della sua vita a scrivere perché lui voleva raccontare i momenti più importanti della sua vita e Don Giovannino è un racconto autobiografico che parla dell'infanzia di mio padre. È un periodo della sua vita a cui lui era molto legato e che lui desiderava condividere con tutti, con noi familiari e con il resto del mondo. Noi abbiamo letto questo racconto e appunto leggendo il racconto ci siamo resi conto di quanto mio padre fosse legato alla sua terra e in particolare al suo paese d'origine che è Chiaramonte Gulfi, ed è un legame che lui si è portato dietro per sempre, per tutta la sua vita. Ringrazio papà perché lui ci ha condiviso la sua vita e ci ha fatto capire quanto sia importante riuscire a capire le proprie origini e di quanto facciano parte di ciascuno di noi, insomma, perché sono gli eventi che ci hanno formato, insomma. Quindi lo ringrazio per questo. Grazie Andrea Arrabito per ricordarci anche attraverso le sue parole questo nostro autore che abbiamo qui oggi l'onore di premiare nella sezione racconti autobiografici. Vi faccio i complimenti e so che vostro padre non è il suo primo racconto, ha scritto sempre sulla storia della famiglia, ha fatto lunghe ricerche e poi ha anche scritto molteplici pagine e saremo onorati di poter leggere ancora del suo lavoro di scrittura.
Quindi vi ringrazio per essere qui presenti insieme a noi e ricordare vostro padre e omaggiarlo anche attraverso questa sezione del nostro premio. Grazie a voi. Grazie, ci fa molto piacere, grazie. Do la parola a Sonia Gherbi. Sì, a me ha emozionato questo racconto, però per come, per la capacità di appunto di raccontare con semplicità. Mi è sembrato che a scrivere, non ovviamente per la forma, ma proprio per la sostanza, mi è sembrato che a scrivere fosse un bambino, nel senso che siamo stati, ecco, catapultati in questo paese che era Monteburti negli anni 60, nel 1963 credo, proiettati proprio con gli occhi e il cuore di un bambino che osserva e ammira delle cose che sono che appartengono, ecco, alla quotidianità. Parla di questo personaggio che è appunto il gestore di un distributore, come se fosse un supereroe, no? Però invece di avere una pistola laser ha diciamo questo erogatore, ed è talmente bravo che non fa uscire neanche, non fa cadere per terra neanche una goccia di benzina. E poi è capace di insegnare tante cose pratiche, e allora diventa divertente e allettante apprendere come si ripara una camera d'aria di una ruota, no? Anche se poi alla fine del racconto ovviamente quasi nostalgicamente l'autore sottolinea il passaggio, no? da un'azione complessa che portava avanti il benzinaio nel tentare appunto di sanare questa camera d'aria, ad un certo punto lo trova ad utilizzare degli stick adesivi, quindi come se nel tempo un po' si fosse persa la magia di un'azione appunto quotidiana. Quindi è questo quello che mi è piaciuto di più. Il fatto che appunto la magia di un passato raccontata però con semplicità, e quindi ringrazio l'autore per questo. Volevo dire qualcosa anch'io del racconto Don Giovannino, che mi ha veramente commosso, mi ha emozionato. Ho visto tanta umanità all'interno, con la metafora dell'esistenza umana, la memoria dell'immaginario della Sicilia, l'elaborazione espressiva. È stato un racconto veramente bello, l'ho apprezzato molto, mi sono veramente emozionata, perché questo racconto somigliava molto ai racconti che mi faceva mio marito quando era piccolo lui, che andava ad imparare un mestiere e poi ne imparava tanti. Grazie Nina Dinuzzo di Calizzi. Io vedo che è nuovamente presente la sorella di signor Giuseppe Arrabito, Emanuela, è corretto, giusto? Sì, è corretto, mi sentite? Sì, adesso la vediamo e la sentiamo. Sì, sì. Ecco, io sono al lavoro in questo momento e mi sto collegando con qualche sforzo. Comunque, naturalmente, sono molto contenta come mia cognata e i miei carissimi nipoti di questo premio che premia, ecco, in un certo senso l'amore di mio fratello, che è anche il mio, che è anche il nostro, per questa terra. E, devo dire che Don Giovannino lui me l'aveva inviato per email, ma presa da 1000 impegni non avevo avuto ancora il tempo di leggerlo. Bene, ho preso in mano tutti i suoi racconti, tutte le sue varie opere, in cui parla anche di Giovanni Rabbito, che prima si è collegato con noi, e ho preso in mano tutte queste opere da lui scritte nel momento in cui lui è entrato in ospedale, e pensando che poi un giorno sarebbe uscito e mi avrebbe detto: ma come, Manuela, avevi bisogno che io entrassi in ospedale perché tu leggessi queste mie cose? E vabbè, è andata come è andata. Volevo solamente dire che Don Giovannino, come ha commosso gli altri, ha commosso tanto più anche me, non solo per quello che è successo, ma anche perché ho scoperto di essere poi la protagonista di questo racconto. Certo.
racconto di Quella mio che va nello fratello. stradone. Esattamente, sono io quella che è andata Fin da nello stradone. inizio. Esatto, Dobbiamo esatto, conoscere. esatto. Però ecco, come avete visto, come avete letto, era uno spunto, certo, perché poi c'era molto di più, c'era tanto di più. A me ha colpito in particolare l'espressione che lui, che Peppe ha usato alla fine, ha scritto alla fine che ha visto Don Giovannino andarsene con la valigia della sua vita. E questo, insomma, insieme a tutte le emozioni che ha saputo tirar fuori in questo racconto e anche in tanti altri suoi scritti, mi ha commosso e sono davvero contenta e vi ringrazio per aver premiato questa cosa che penso lassù gli farà molto piacere. La ringrazio per le sue parole e siamo molto felici di poter onorare qui la scrittura di suo fratello. Possiamo dare la parola anche a Susanna Basile? Io avevo letto la pagina quando Orazio me l'aveva mandata e mi era piaciuto molto e proprio mi aveva ricordato sia nel nome che nella forma uno scritto di Ercole Patti che si chiama Giovannino, stranamente. Questa è una cosa dove praticamente Ercole Patti racconta questi viver degli anni 50 che abitavano in Vietnam a Catania, quindi niente di strano che Catania all'epoca, Chiaramonte Bulfi degli anni 60, e con la stessa, con lo stesso taglio laser, con la stessa memoria involontaria, stavo guardando prima, no, delle Madeleine, un po' prustiana da questo punto di vista. Perché quello che mi è piaciuto, chiaramente voi l'avete letto per intero, il racconto, io ho sentito soltanto questa pagina, quindi mi baso un po' più sull'impressione. Però quello che mi ha colpito molto è stato questo utilizzo della scrittura visiva, a proposito del distributore di benzina, no? Che girava e scattava in una certa maniera, che poteva sicuramente diventare, ci voleva poco, un momento dopo poteva essere soltanto una mera descrizione, una cosa noiosa, invece lui riesce a farti seguire perfettamente, quindi ti dà quell'attimo, quell'istantaneità. In quel caso Proust l'ha fatto con i biscotti, lui l'ha fatto con la benzina. Cioè, Sì. in ogni caso. Sì. È vero. Però è anche, no? Per fare Sì. ricordare delle cose in maniera profonda. Anche a me, per esempio, l'odore della L'odore di benzina mi è sempre benzina. piaciuto, fin da piccola. Non lo so perché, proprio è una dolcezza. Non la benzina verde, proprio la benzina quella... Io mi compravo le fialette mentre ero incinta. Addirittura. Me le rubbavo nelle mani e me le profumavo così. È meraviglioso. Sì, mi piaceva quel profumo. Ma perché ci vendevano le fialette di benzina? Una fialetta piccola, sì, si rompevano le punte e si Davvero? per stare nelle mani. Questo parlo di 62 anni fa. Ah, quindi vuol dire che era una cosa abbastanza comune per le signore incinte, che davano Non lo so, io mentre ero incinta avevo bisogno di quel profumo là. Oh. Mi compravo le fialette, me le rompevo nelle mani per odorarle. Ma la benzina quella antica però, giusto? Sì, No, quella sì, moderna. 62 anni fa, mio figlio adesso compie 62 anni, quindi... Avevo rilevato che il signor Cimino desiderava prendere la parola, prego. Ecco. Posso? Sì, prego. Buonasera Presidente, buonasera a tutti gli intervenuti. Io sono, mia moglie è una parente, come diceva prima, di Giuseppe, che più che un parente per noi era una persona molto amica. Quindi la sua dipartita è stata per noi molto pesante. Volevo aggiungere solo una nota, oltre quello che abbiamo ascoltato, questo libro che ancora io non ho letto. Io sono in possesso di un altro libro che Giuseppe ha scritto, che riguarda la famiglia, l'albero genealogico. In quel libro c'è addirittura un aneddoto, una storia nostra personale, mia e di mia moglie, che Giuseppe ha voluto immortalare. Il titolo è Un viaggio di nozze movimentato e
come io ho presentato questo episodio e come lui lo ha riportato su quelle pagine, è qualcosa da leggere al punto tale, mi creda, che io, non appena in possesso di questo libro che Giuseppe mi ha regalato, ho avuto modo di leggerlo in un momento in cui io ero in riunione con decine di tantissimi amici, colleghi, io faccio parte di un club e via discorrendo, ed è stato un divertimento. E questo, ripeto, volevo evidenziarlo perché è qualcosa che mi ha sempre toccato, e il titolo è proprio Un viaggio di nozze movimentato. Saluto Emanuela, saluto la Carmelita, Andrea, e la ringrazio di questo intervento, Presidente. La ringrazio per il suo intervento e in merito alla nostra premiazione di questa sezione, che vi ricordo è la sezione Racconti autobiografici della quinta edizione di Trinachia, ho il compito di comunicarvi in qualità di Presidente della giuria che in questa edizione sono attribuiti unicamente 2 premi. A seguito di una difficile ma necessaria decisione, la giuria ha revocato il riconoscimento attribuito a una delle 3 opere selezionate, fra le numerose opere ricevute all'interno di questa sezione, avendo verificato che l'opera apprezzata e considerata meritevole in relazione alla testimonianza vissuta, ai valori che rappresentava, non era un racconto autobiografico. Le opere premiate sono quindi Don Giovannino di Salvatore Arrabito, prima opera premiata nella sezione Racconti autobiografici della quinta edizione di Trinachia, e Il profumo di limone di Federica Falzone, seconda opera premiata nella sezione Racconti autobiografici della quinta edizione di Trinachia. Mi felicito nuovamente e rivolgo i miei complimenti e quelli di tutta la giuria alla famiglia di Salvatore Arrabito e a Federica Falzone per questo meritato riconoscimento. Queste sono 2 scritture dove la nostalgia diventa voragine, impetto e tristezza, ad esempio attraverso gli odori della Sicilia evocati da Federica Falzone, che nutrono un animo desideroso di questa isola. O i ricordi e gli odori evocati da Salvatore Arrabito, che nutrono un animo al quale il continente impone la nostalgia dell'Isola del Sole. I nostri ricordi, e non soltanto i nostri, diventano fonte di nutrimento, convertiti e trasformati in energie materne che sostengano le coscienze mortificate dalle ferite della Grande Guerra, come fu per i nonni e i padri degli Arrabito e dei Rabito. Offrono una nuova luce a chi oggi è in cerca di un nuovo cammino verso la vita. Permettetemi nuovamente, in questa particolare circostanza, di manifestare come siamo emozionati e felici di poter attribuire alla famiglia Arrabito un riconoscimento alla scrittura autobiografica di Salvatore Arrabito. Questo premio onora Trinachia perché è la dimensione umana a trionfare attraverso le storie che ci raccontano la Sicilia e la vita. Volevo ritornare alla famiglia Arrabito, se volevano aggiungere qualcosa. No, volevamo solamente ringraziarvi tantissimo perché mio marito so che sarebbe stato felicissimo di questo premio, felicissimo, e quindi vi ringrazio. Ringraziamo davvero. Abbiamo bella notizia in un momento difficile. Vi ringrazio tutte e tutti per la vostra presenza, la partecipazione al premio e ancora le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia Arrabito, che ringraziamo nuovamente per questa loro presenza con noi in questa sede.